la crescita degli interessi composti è stata tale e tanta che è molto più ampia adesso questa crescita di qualunque capacità che il governo possa avere di ripagare questi debiti, e il risultato per forza di cosa è il fallimento, è il default, è la posizione di default che adesso è davanti all'Europa e agli Stati Uniti, è il punto in cui il sistema finanziario a questo punto cerca di impossessarsi dei beni, delle attività e si appropria del dominio pubblico, delle aziende pubbliche, dei sistemi di comunicazione, i porti, gli aeroporti, le strade, eccetera. Ed è ciò che sta accadendo oggi, è la differenza rispetto alla privatizzazione, cioè quando si privatizzano strade, infrastrutture, eccetera, il compratore deve pagare dei tassi di interesse, deve pagare poi dei dividendi anche, e dei salari, delle retribuzioni enormi ai dirigenti, offrono stock option ai dirigenti stessi, e poi si alza il prezzo di quei servizi pubblici per poter ripagare tutto questo rispetto alla rendita che questi possono trarre, cioè l'economia in un qualche modo diventa una serie di come un casello in cui si paga, per esempio pensate ai caselli dove voi dovete pagare per accedere all'autostrada, ma qui il casello è per qualunque cosa, per avere accesso a una struttura idrica, a una carta di credito, a qualunque cosa, ci sono caselli ovunque, e improvvisamente invece di dover pagare per il costo, diciamo, del funzionamento dell'economia, si paga per il privilegio che il settore finanziario ti concede, è quello che i rentier, questa è un'espressione che si usava, il privilegio che questi ti danno di usare qualcosa, e in un qualche modo pompano allora la ricchezza a queste persone nelle loro tasche. Negli Stati Uniti l'economia reale di produzione e consumo sta declinando, è declinata, anzi declina da 30 anni. Tutta la crescita dell'economia negli ultimi anni è dovuta a questo aspetto in più finanziario, ai rentier, quello che noi chiamiamo il settore FIRE in inglese, che vuol dire finanza, assicurazione e proprietà immobiliare. Nella sigla FIRE dovremmo adesso includere anche il sistema monopolistico. Quindi praticamente, senza che i libri di testo se ne siano mai accorti, ciò che una volta veniva analizzato e definito come capitalismo industriale è diventato capitalismo finanziario, e questo capitalismo finanziario non è quel tipo di finanza che veniva immaginata tanti anni fa, decenni fa, non è finanziare l'industria, è finanziare il parassitismo economico e queste spese dovute agli interessi. E tutto ciò è presentato che in maniera tale per cui l'unico modo per arricchirsi è avere debiti per comprare dei beni il cui prezzo però è stato aumentato artificiosamente. Quando, non so, un'azienda pubblica è aumentata di prezzo, non è perché questa è cresciuta, un immobile è aumentato di prezzo, non è perché, ma è perché quella casa, quella proprietà vale il prezzo a cui la banca presta. In un qualche modo la banca ha la possibilità di causare questa inflazione sui prezzi dei beni che va ben al di là della capacità dell'economia di pagare, e allora arriva il tempo in un qualche modo di fallimento, e quindi il capitalismo finanziario diventa un'economia a prestito e si aggiungono nuovi interessi al debito precedentemente contratto. E peraltro è questo il modo in cui l'America Latina si è finanziata negli anni 80 e anche negli anni 70, fino a che poi è arrivato il momento in cui non ha più potuto pagare e è successo quello che è successo. Ora, in questo spotarsi dal governo e dalla creazione della moneta da parte del governo, spostandosi verso invece una creazione di credito da parte delle banche commerciali, in ultima analisi questo porterà ad una bancarotta, a un fallimento. Ciò che sta a base della mia analisi è che il debito che non può essere pagato non sarà pagato. Tutti gli analisti di Wall Street si rendono conto che i debiti non possono essere pagati, questo tipo di debiti. La questione politica è come non saranno pagati. Non saranno pagati permettendo che le banche si svalutino
comprino o si approprino. Beh, un quarto di tutte le proprietà adesso sono più gravate di ipoteche di quanto non valgano, il che significa che un quarto dei proprietari di case, 10 milioni di persone, potrebbero anche andarsene da casa loro e assolutamente in qualche modo aver perso di più del valore. Lo stesso peraltro è successo a Goldman Sachs con degli investimenti negativi a Donald Trump, però ai singoli individui invece viene detto che i singoli debiti devono essere pagati, quelli di Donald Trump no, quelli della Goldman Sachs no, soltanto i debiti verso i ricchi devono essere pagati, quelli della gente comune, gli altri no. C'è una diversità di comprensione oggi su come l'economia funziona, e quindi essere ricchi oggi significa comprare una proprietà il cui prezzo aumenterà probabilmente, e rispetto alla situazione attuale, alle bolle immobiliari americane, spagnole, inglese, irlandese, il debito rimarrà, ma il valore in compenso dell'immobile diminuisce. E questo è il punto per cui le attività, le proprietà vengono trasferite dai debitori alle istituzioni, ai creditori, e quindi il modo per far soldi oggi è far sì che il 99% della popolazione contragga dei debiti verso quell'1% della popolazione. E quindi a questo punto dobbiamo dire che mai prima nella storia c'era stato un periodo in cui le persone si pensasse che l'unico modo per diventare ricchi era comprarsi una casa, aspettare che aumentasse il valore e quindi contrarre dei debiti. Loro invece sono stati convinti a fare questo dalla economia spazzatura. Quando Alan Greenspan ha detto ai proprietari delle case: prendete dei debiti, trattate le vostre case come dei salvadanai e considerate che però le vostre retribuzioni non saranno più sufficienti, quello che i cittadini a questo punto devono pagare per mandare i loro figli a scuola, per farli studiare, quello che devono pagare per quello che una volta era invece pagato dallo Stato, finanziato dallo Stato, è il risultato di tutto questo. E le banche improvvisamente hanno finanziarizzato, per così dire, l'istruzione, il sistema pubblico e anche il settore industriale e il settore in genere dell'economia reale. Il mercato azionario nei libri di testo viene presentato come mezzo per finanziare l'industria e fornire capitale che non sia di debito, ma che sia un mezzo per permettere alle aziende di investire e di assumere forza lavoro. Però questo non è ciò che è accaduto negli ultimi 30 anni. Il mercato azionario sta diventando un veicolo perché i raider delle borse possano comprare un'azienda, calcolare quanto profitto, quanto utile quell'azienda fa, pagare quell'utile alla banca e poi essere in grado di comprare un'azienda come se fosse un investitore, come un investitore comprerebbe un edificio. Un investitore, che sia Donald Trump o in America, ma anche in Italia e in Europa, quando questo vuole comprare una proprietà commerciale calcola quanta reddita fornirà e poi dopo in qualche modo c'è una competizione, quello che vince è chi è disposto a pagare di più alla banca per avere, diciamo, quel mutuo che serve per comprare quella proprietà. Questo significa, è chiamato usare il denaro degli altri, ma si tratta di denaro creato ad hoc che le banche creano con le loro tastiere dei loro computer, e possono crearlo gratuitamente le banche, semplicemente aprendo un conto per colui che assume, che contrarre il debito, che a questo punto dovrà firmare o un mutuo ipotecario o un io ti devo, appunto, per pagare l'interesse. Ora, la banca dice che questo non ha un meccanismo inflazionatorio, è soltanto la creazione di denaro da parte del governo è inflazionatoria, eppure non c'è motivo per cui il governo non possa in realtà andare al proprio computer e allo stesso modo creare elettronicamente il denaro allo stesso modo in cui le banche commerciali creano credito.
Il problema è perché il governo dovrebbe essere chiamato inflazionatorio quando crea denaro in questo modo e invece le banche commerciali non dovrebbero essere chiamate inflazionatori quando creano credito. Beh, abbiamo visto che in realtà creano inflazione perché fanno pagare la rendita, quindi i tassi di interesse, nella speranza di arrivare ad un capital gain le banche. Negli Stati Uniti le aziende che sono state acquistate con leverage buyout fanno dei guadagni, dei capital gain, riducendo i costi, riducendo le retribuzioni, con una diminuzione licenziando, oppure con l'outsourcing, con la terziarizzazione verso altri paesi e soprattutto impossessandosi dei fondi pensione, usando questi fondi pensione per pagare le banche e per a questo punto estinguere i debiti per avere anche più capitale a disposizione. Alcuni anni fa a Chicago, dove io sono cresciuto, Sam Zell, un operatore nell'ambito degli immobili, prese a prestito dei soldi per comprare il giornale di Chicago, il Chicago Tribune, che era il maggiore. Ha praticamente predato il piano obbligazionario azionistico del personale, ha retribuito, ha ripagato il prestito, questo sì, ma ha cominciato a licenziare a destra e a manca, poi ha comperato con i soldi che avevo risparmiato la squadra di baseball, è riuscito a fare un casino tale tanto che l'azienda è andata assolutamente in bancarotta. Questo ha assolutamente azzerato il fondo dei dipendenti. C'è stata una causa contro questa persona che dicevano ci hai rubato i soldi, e il presidente Obama ha fatto un discorso recentemente dicendo ma non è stata una frode, è stato tutto legale, questo è il mercato libero, il mercato libero è stato ridefinito e significa che è libero nel senso che il settore finanziario è libero di impossessarsi, di rappresentare i propri interessi e fare quelle cose di cui parlerà il professor Bill Black nella sua relazione fra poco. Quindi quando si parla delle frodi che sono diventate la base per creare denaro finanziario, moneta finanziaria, abbiamo una nuova economia, ma nessuno lo dice. Io non conosco libri di testo che parlino di come che dicano che il modo per diventare ricchi è rubare, dicono che si tratta di prendere a prestito una proprietà il cui valore aumenterà, e questo però farà restringere l'economia, e questo significherà che ci si potrà impossessare dei beni pubblici dallo Stato, perché Balzac, il famoso romanziere, oppure poeti come Baudelaire hanno capito l'economia meglio di quello che invece la capiscano i premi Nobel nei libri di testo che scrivono. Perché uno dovrebbe andare al cinema e al teatro quando invece già i libri di testo sono così di finzione? Ciò che stiamo cercando di fare con questo incontro in questi giorni è darvi una prospettiva, una panoramica di come funziona l'economia reale, insegnando per così dire l'economia della realtà invece di parlare di quell'universo parallelo che abbiamo nei libri di testo dell'economia. All'inizio dei libri di testo di Paul Samuelson, che sono stati utilizzati per indottrinare gli studenti del mio paese, Samuelson dice che il criterio della teoria economica è che se le varie voci siano coerenti fra loro. E questo era quello che in realtà mi era stato detto quando avevo studiato inglese, letteratura inglese. Se leggi un romanzo devi sospendere la tua necessità di credere, devi pensare che sia tutto coerente. In un romanzo non sempre tutto lo è, quando si va al cinema e non so, è stato un thriller piuttosto che un fantascienza, uno potrebbe dire ma c'è qualcosa che non andava lì, in realtà la realtà non è proprio così. Bene, ciò che Samuelson effettivamente non diceva è che
questi assiomi dovrebbero essere realistici e noi dovremmo crederci, ma invece di imparare come opera l'economia, adesso agli studenti viene descritto un universo parallelo, in un pianeta diverso, come se non ci fosse governo, come se non ci fosse frode, come se l'intera economia funzionasse sulla base del baratto, come se non ci fosse debito, come se tutti volessero aiutare tutti gli altri, come se nessuno ereditasse denaro, come se tutti guadagnassero il reddito e la ricchezza di cui dispongono. Ma la realtà invece è esattamente l'opposto. Ma sembra che questo in realtà venga discusso soltanto nei romanzi oggi. Ogni qualvolta c'è una mancanza di comprensione della realtà, anno dopo anno, decennio dopo decennio, e adesso ormai da un secolo, quando un quadro falso dell'economia viene ad essere dipinto, possiamo essere certi che ne sta traendo vantaggio un interesse speciale, un quadro falso dell'economia. Non è qualcosa che viene creato dalla natura, è qualcosa di sovvenzionato. Il sistema bancario sta sovvenzionando un'economia spazzatura, quella teoria economica che viene insegnata nelle università, trasmessa dai media, disseminata dai politici, che ci fanno credere che viviamo su Marte, in un mondo completamente diverso rispetto invece ai paesi in cui ci troviamo sul pianeta Terra, e che fingono che non ci sia una classe finanziaria che cerca di possessarci ciò che invece sarebbe di proprietà del pubblico. E questa la differenza fra creazione di moneta da parte delle banche centrali, del governo, in cui l'obiettivo è quello di creare crescita economica e piena occupazione, e invece la creazione di credito da parte delle commerciali, che causa austerità, che causa riduzione dell'economia, retribuzioni più basse, produzione minore, in modo tale che loro possano venire da voi e fare quello che adesso stanno facendo in Grecia: dateci i vostri porti, dateci la vostra terra, dateci le vostre isole, il vostro turismo, il vostro sistema idrico, in modo tale che vi faremo pagare per le acque, vi faremo pagare per le fogne, e vi potremo prendere anche i soldi che vi aspettate come pensione, in modo tale che noi possiamo poi retribuire noi stessi. Nel passato, dicevo, ci volevano degli eserciti per fare tutto questo, adesso non è più necessario, purché si fa credere quella fantascienza economica che le banche stanno dipingendo.